Digitiamo ULSS Eugania per vedere il sito dell'azienda aggiornato con un nuovo layout grafico pensato per rendere i contenuti più fruibili e facilmente navigabili. Una volta effettuato l'accesso al sito, cominciamo la navigazione. Nella fascia blu abbiamo i tasti riservati a Coronavirus, che contiene tutte le informazioni relative alla pandemia, Come fare per, che contiene informazioni quali ad esempio prenotare, disdire e altre informazioni rispetto ad alcuni servizi che l'azienda mette a disposizione. Con noi indica le figure professionali e le istituzioni pubbliche e private che collaborano con l'azienda. L'URP è la pagina dedicata all'ufficio relazioni con il pubblico. Trasparenza è la sezione dedicata all'amministrazione trasparente. Alla sinistra del logo c'è il tasto Menu, in cui vengono elencate le principali aree dell'azienda ULSS. A titolo di esempio abbiamo la parte ospedali. Cliccando la freccia a destra del nome c'è l'elenco degli ospedali e cliccando sulla freccia a destra del nome dell'ospedale vediamo i reparti di cui si compone. Per tornare indietro basta cliccare la parola menu e si torna al menu principale. Cliccando il tasto prevenzione è possibile visualizzare le varie parti di cui si compone il dipartimento. Cliccando il tasto territorio vengono rivisualizzati tutti i servizi che sono sviluppati a livello territoriale dall'azienda. I tasti sottostanti sono presenti anche in altre parti della home page. Per uscire dalla sezione menu, cliccare la X sopra il tasto omonimo. Nella parte centrale ci sono delle immagini a scorrimento che corrispondono a lanci informativi e comunicativi da parte dell'azienda. A destra delle immagini di scorrimento abbiamo i tasti di servizio, come ad esempio medici e pediatri di famiglia, che contiene l'elenco dei loro contatti, farmacie, che contiene l'elenco delle farmacie e i turni di apertura, e ancora scegli il tuo medico pediatra di famiglia con le indicazioni per scegliere un nuovo medico. Sotto abbiamo una parte centrale con tasti blu che corrispondono alle maggiori richieste a livello di servizi che l'utenza fa all'azienda. Poco sotto abbiamo la sezione news e eventi che corrisponde a tutte le informazioni e comunicazioni che l'azienda desidera fare all'utenza. Sotto news e eventi abbiamo un riquadro grigio in cui compaiono diverse voci: comunicati, note stampa, numeri utili, protocollo, formazione, glossario, atto aziendale. Mi soffermo sulla voce glossario che contiene le spiegazioni in poche righe di acronimi e termini utilizzati nel sito e dai servizi, come ad esempio ADI, assistenza domiciliare integrata, o DAT, dichiarazione anticipata di trattamento. Con il tasto Home torniamo alla home principale. Sotto abbiamo la sezione link utili in cui compaiono amministrazione trasparente, sanità chilometro zero, fascicolo sanitario elettronico, il sistema di privacy aziendale, emergenze sanitarie, art bonus e la pagina dedicata alla medicina specialistica ambulatoriale interna SAI. A fianco abbiamo l'elenco dei siti informativi di altre realtà pubbliche di interesse per l'utenza. Buona navigazione!